Buongiorno a tutti dalla palestra San Camillo di Imperia. Inizia oggi un campionato molto difficile per lo Spedialetti Blu Orange, il campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 che vede le migliori squadre d'Italia. Ricordiamo, le categorie sono la A, la 2 e la Serie B, ed è l'unica squadra ligure presente appunto in questo campionato. Oggi affronta nella prima giornata di campionato il Bra, una squadra molto forte che ha prospettive di vittoria del campionato e vuole salire nella categoria superiore. Quindi partenza subito in salita per la squadra di Franco Basta, che cercherà di portare a casa, e poi parleremo appunto con il dirigente accompagnatore che mi aiuterà in questa telecronaca, Fabio Ghisi, quali saranno gli obiettivi della squadra e della società in questa stagione. Prima di iniziare la telecronaca ricordiamo quali sono i giocatori oggi portati sia in panchina che in campo da mister Franco Basta. Con numero 2 Melini Maurizio, poi c'è Ausenda Fabio con numero 3, con numero 4 Torre Simone, Giustacchini Simone con numero 6, Trama Davide con numero 7, Padovani Manuel con numero 9, Beppe Rao con numero 11, Bianco Luca con numero 13, Enrico Serva con numero 14, Maglio Nicola con numero 15, Rositano Mario con numero 17 e Alessandro Basta con numero 21, allenatore, come abbiamo detto, Basta Franco. Il Bra invece schiera con numero 1 Ruggirello Aldo, il numero 2 Guercio Andrea, under 21, il numero 13 Bignante Matteo, il numero 4 Rosso Giovanni, il numero 5 Licciardi Andrea, il numero 6 Bussi Maurizio, il numero 7 Golea Alberto, il numero 9 Bussetti Alessandro, il numero 10 Granata Daniele. E poi racconteremo qualcosa in più di questo campione che ha giocato anche in nazionale e ha vinto anche un campionato italiano. Il numero 11 Cadeo Fabrizio e il numero 14 Cugnoglio Marco, allenatore Marco Giovanna. Un minuto di raccoglimento per i morti di Lampedusa. Quando queste tragedie toccano gli animi è giusto che anche lo sport risponda. Il quintetto iniziale del Golfo del Blu Orange è Alessandro Basta, classe 95 in porta, Giustacchini Simone, Luca Bianco, Simone Torre e Melini Maurizio. Ecco, vedete subito il possesso palla appunto del Blu Orange, che inizierà in questo momento la partita. Ricordiamo 30 minuti effettivi su due tempi, e poi man mano che durante lo svolgimento della partita racconteremo anche quali sono le regole di questo sport, che è un calcio però è leggermente diverso dal calcio classico. Risponde la formazione di Bra, appunto abbiamo detto, con il numero 10 Granata Daniele, il capitano, che ha vestito anche la maglia del Torino vincendo il campionato e partecipando, giocando anche nella nazionale maggiore e nazionale under 21. È un giocatore, ecco, che ha la palla in piede in questo momento, è un giocatore da 50 gol a campionato. Il numero 11 è Cadeo Fabrizio, il numero 9 Bussetti Alessandro. Ecco la ripartenza di Giustacchini, niente, l'arbitro è un contatto normale, non fischia. Il numero 5 è Licciardi Andrea, quindi la formazione del quintetto base del Bra. Dicevamo, il Bra ha degli obiettivi molto importanti quest'anno, già nel precampionato ha fatto parecchi tornei amichevoli dove ha dimostrato la propria forza e cercherà subito, attenzione, la prima palla, autogol di Torre. Partenza in vantaggio il Bra, la prima azione di sfondamento, palla messa in mezzo da Busetti e purtroppo Torre devia il pallone in porta, quindi partenza subito con handicap per il Blu Orange, che dopo pochi secondi è praticamente già a dover inseguire. Lo dicevamo, questa è una squadra da assolutamente tenere in considerazione per la vittoria finale. Melini, Giustacchini all'interno dello spazio, tira su la parata del portiere del Bra
Buona la risposta del Blu Orange che ha cercato subito il pareggio. Luca Bianco, ancora il contrasto e la palla ritorna di possesso del Bra con Busetti, Licciardi che inizia l'azione, ancora lui 1-2, la palla esce, rimessa laterale a favore del Blu Orange. Abbiamo oggi la fortuna di avere qui con noi nel commento tecnico, dicevamo, Fabio Ghisi, dirigente accompagnatore nonché preparatore dei portieri del Blu Orange, ex anche giocatore con il quale abbiamo condiviso anche momenti in campo qualche anno fa. Quali sono allora gli obiettivi di questa squadra in questa stagione che si preannuncia comunque molto difficile? Sicuramente stagione molto difficile, gli obiettivi, il primo obiettivo sicuramente è quello di raggiungere la salvezza. Come vediamo già da questa partita, sicuramente gli avversari che stiamo incontrando oggi sono una squadra che ha fatto comunque una campagna acquisti per cercare di vincere il campionato e ci ha subito messo sotto pressione. Come dicevo, l'obiettivo sicuramente è quello della salvezza, che cercheremo di raggiungere lungo tutto il campionato nelle giornate che ci vengono messe a disposizione. Ricordiamo oltretutto che ci sono anche delle defezioni del Blu Orange, perché il capitano Peo Serva è infortunato. Attenzione, ho sbagliato, peccato Maurizio Melini, perché una palla che poteva diventare interessante per il contropiede. Ecco, Granata, visto che vediamo solo come tocca il pallone, si capisce che è un giocatore di categoria superiore. Licciardi, Granata, ancora la palla al Bra, riesce a contrastare Giustacchini. Dicevamo assenze importanti del Blu Orange, dal capitano Pompeo Serva, che è stato operato recentemente di ernia e adesso è in corso di recupero, e anche del giocatore probabilmente più tecnico della squadra, che è Marco Anzalone, che è squalificato fino al 31 dicembre. Attenzione, Luca Bianco, il pareggio del capitano del Blu Orange, che ruba la palla a Licciardi, riesce a saltare il portiere e a pareggiare. Gol importantissimo di Luca Bianco. Molto importante, dà sicuramente nuova fiducia alla squadra e questo denota che la squadra non mollerà mai e cercherà sempre di arrivare comunque ad ottenere il risultato migliore in questa partita. Anche perché insomma partire così dopo pochi secondi un autogol con un handicap importante, riuscire comunque a dimostrare a questa squadra di mollare mai è comunque una dimostrazione di forza. Attenzione, basta, riprende il pallone e ricomincia lanciando su Melini. Melini cerca lo spazio, si fa vedere, deve tornare indietro. Allora vediamo subito da questo inizio di gioco che comunque il calcio a 5 è cambiato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo abituati a vedere una squadra che giocavano sempre con i giocatori, ognuno del proprio ruolo fisso. Attenzione, la palla messa in mezzo e il raddoppio, il primo gol del campionato di Granata Daniele, proprio il giocatore che descrivevamo prima. Però grande numero, grande assist di Caddeo, che dalla destra ha messo in mezzo. Quindi 2-1, ritorniamo con lei. Dicevamo anche sulle mancanze dei giocatori. Adesso oggi in porta vediamo un giovane Alessandro Basta, che nonostante comunque la sua giovane età ha già avuto esperienze con la Serie B negli anni passati e in questo momento si trova a sostituire quello che dovrebbe essere il portiere comunque titolare di questa formazione, che è Paolo Rovere, che per motivi di lavoro non è potuto essere qui in questa partita. Ricordiamo anche un piccolo che il portiere Alessandro Basta è proprio il figlio del mister Franco Basta. No, assolutamente, classe 95 da tanti anni, appunto, lui che partecipa anche al campionato di Under 21. La palla ancora in possesso del Bra, sempre con Granata, che viene fermato in rimessa laterale. Ricordiamo che questa è la terza partecipazione a un campionato di Serie B della squadra di Ospedaletti ed è la prima volta che comunque ci arriva proprio per meriti sportivi, perché l'altra volta era stata ripescata. Attenzione, Bianco, ancora palla per Torre, che non riesce a metterla in mezzo, peccato, sarebbe stata una buona azione. Il rinvio di Ruggirello
parte, attenzione, Melini 1 contro 1, cerca lo spazio, va a concludere la palla esterna. Dicevamo terza partecipazione l'anno scorso nel campionato di Serie C, il Blu Orange, grande affermazione in campionato e anche in Coppa Italia di categoria, un double importante che comunque dimostra che il Blu Orange è la prima squadra in Liguria attualmente come forza. Certo. Sì, questo dimostra, come hai detto te, che a livello regionale sicuramente la Blu Orange si è confermata come una delle rappresentative della Liguria. Come vedevamo anche dalla telecronaca, ci sono sempre azioni che si susseguono una dopo l'altra, proprio perché il calcio a 5, a differenza del calcio a 11, ha questo ritmo molto sostenuto e quindi si susseguono sempre azioni importanti per entrambe le squadre. Ecco la punizione adesso per il Bra sul pallone proprio Granata, penso che gli toccherà il pallone e batterà, anche se di prima comunque cercherà la punizione, la battuta di seconda. Dicevamo prima che appunto questa velocità, infatti così viene ripresa la battuta da Torre che riparte, però 1 contro 1 non riesce e deve ripartire da dietro con Luca Bianco con tranquillità. 2-1 comunque nel calcio a 5 si è sempre in partita e bisogna cercare di mantenere la concentrazione, anche perché un gol può sempre arrivare con palla incredibile densa in mezzo da Giustacchini e Torre di sinistro, calcia alta. Ecco proprio la dimostrazione che il calcio a 5 comunque regala sempre emozione. Giustacchini fa l'ultimo difensore, però in questo momento ricordiamo che lo schema di gioco voluto da Franco Basta è lo schema di seguire l'uomo, proprio la marcatura a uomo e non a zona, che è molto più dispendiosa dal punto di vista fisico, ma dovrebbe garantire maggiore copertura in fase difensiva. Questo è vero, anche se in realtà quest'anno ci sono stati dei piccoli accorgimenti su questo genere di marcatura. Infatti è una marcatura a uomo ma allo stesso tempo a zona, cioè nel senso che il giocatore affronta l'avversario che si trova nella sua area di competenza. Quindi c'è stato un piccolo accorgimento del mister proprio a seguito del fatto che si era reso conto che diventava troppo dispendioso. Quindi in questo modo il difensore, l'ultimo difensore, calcio d'angolo intanto per il Blu Orange, buona la conclusione di Giustacchini che viene deviata in calcio d'angolo. Dicevamo, in questo modo riesce a garantire maggiore presenza anche dei giocatori in campo, senza dover comunque cambiare spesso, appunto come gli anni scorsi, quando i giocatori avevano comunque 4-5 minuti di autonomia prima del cambio. La partita la fa, il possesso palla la fa il Bra, il Blu Orange partono e sono pericolosi comunque, perché già abbiamo avuto 3 occasioni importanti per la possibilità del pareggio. Sicuramente una partita che adesso è equilibrata, adesso un'ottima parata di Alessandro Basta. È grande comunque numero, da ricordarlo sempre, di Granata, che ha fermato il pallone, fallo di Melini, ha fermato il pallone di Suola, ha mandato l'avversario a vuoto e poi ha concluso. È grande, buona parata di Alessandro Basta. Sempre possesso palla Bra, bella la palla in profondità, Melini alla chiusura. Ancora Granata, la conclusione di piede ribatte sempre Basta, che è partito comunque bene dal punto di vista tecnico, però il Bra sta facendo la partita, impressione, attenzione, Granata 3-1. Assist di Licciardi, Granata ha lasciato colpevolmente solo in area, è un gioco da ragazzi per lui, fare questo gol è partita molto difficile. Sì, partita difficile, però questo non significa che vedremo gli arancioni demotivati e continueranno sicuramente a lottare, a fare la loro partita, e come dicevi giustamente te prima, il calcio a 5 è uno sport dove il risultato è sempre in bilico sino all'ultimo minuto. Doppio cambio intanto nella formazione del Blu Orange, è entrato Enrico Serva e Beppe Rao, è uscito Simone Torre e il capitano Luca Bianco. È entrato anche Golè Alberto per il Bra, un nuovo acquisto di quest'anno, fortemente voluto da mister Marco Gioana. Quindi 3-1, una partita completamente in salita. Deve essere brava la squadra di mister Basta a non perdere la testa, di rimanere concentrata e di cercare il tempo ce n'è per poter sia rimettere la partita e anche addirittura per vincere, però insomma in questo momento sembra in pieno controllo della partita il Bra,
soprattutto su un giro palla molto molto fitto, che non è, senza possibilità, non riescono quasi a incrociare, a contrastare, però prende una buona rimessa laterale in questo momento Melini. E questi ragazzi comunque diciamo che è la squadra che ha partecipato l'anno scorso al campionato di Serie C, non ci sono stati nuovi innesti tranne Trama Davide e il portiere Mario Positano, e quindi insomma è un campionato che si meritano di giocare e di vivere al 100%. Sicuramente un campionato meritato l'anno scorso, vincendo appunto campionato e Coppa Italia, e questo dimostra che comunque è un gruppo coeso, un gruppo unito, che da ormai 4-5 anni giocano assieme, quindi si conoscono, e ciò non toglie che la differenza cioè il salto di categoria è appunto una differenza importante, e lo dimostra il risultato contro una squadra che, ricordiamo, vuole assolutamente vincere questo campionato. Per una società e per un paese comunque piccolo come Ospedaletti, quanto è difficile che a livello economico sostenere un campionato come questo? Sicuramente difficile, comunque soprattutto con le difficoltà attuali è sempre più difficile trovare persone disponibili anche a livello di sponsorizzazioni, ma non solo sotto il profilo comunque economico, ma anche sotto quello umano. Comunque dei giocatori è sempre difficile trovare comunque ragazzi disposti comunque a sacrifici, perché ricordiamo che nessuno di questi ragazzi percepisce uno stipendio, e a differenza di molti avversari che incontreranno appunto lo fanno per passione, e quindi enorme sacrificio, e questo dà merito a loro di tutti i loro sforzi per essere qua e arrivarci comunque in condizione da poter confrontarsi contro queste squadre. È entrato intanto Fabio Ausenda, è uscito Giustachini, c'è il time out. Ricordiamo che ogni squadra ha la possibilità di chiamare un time out durante di un minuto per tempo. È entrato, dicevamo, Fabio Ausenda al posto di Giustachini, che secondo il mio parere, seguendo un po' la squadra, l'anno scorso è stato il difensore più forte di tutta la Serie C, dimostrando veramente un livello di gioco sia in fase difensiva che in fase di costruzione, anche sotto porta, perché ha fatto tanti gol molto importanti. Anche oggi è stato pericoloso già in un paio di occasioni. Ricordiamo la terna arbitrale intanto. Il primo arbitro si chiama Borgo Daniel di Schio, il secondo arbitro Fanton Diego arriva da Vicenza, e il cronometrista si chiama Cellini Andrea, di Imperia. Quindi arbitri del Veneto oggi che arrivano fino a Imperia per arbitrare questa partita di campionato di Serie B, girone A a livello nazionale. Ricordiamo che il prossimo impegno del Blue Orange sarà a Pisa sabato prossimo, quindi già subito una trasferta lunga e importante. Una trasferta importante, però a nostro avviso sulla quale contiamo di riuscire a fare un buon risultato. Intanto che ci siamo fermati per questo time out, volevamo comunque far notare quelle piccole ma importanti differenze tra il calcio a 5 e il calcio a 11. Come vedete adesso, ad esempio, la rimessa laterale viene effettuata coi piedi e si ha un tempo di 4 secondi per poterla battere. 4 secondi che accomuna comunque le varie rimesse, dal calcio d'angolo alla rimessa con le mani del portiere. E un'altra differenza molto importante ma significativa, ovviamente gli spazi, perché il campo rettangolo da gioco è di 40x20, quindi addirittura la metà della metà di un campo da calcio a 11. E un'altra differenza importante è il pallone, perché è un numero 4 ma è a rimbalzo controllato, quindi questo comporta sicuramente una differenza nel tocco e nel possesso della palla. E ricordiamo anche il numero dei falli sono importanti in questo gioco, perché in questo momento ad esempio il Blue Orange ha 3 falli, ha ancora 2 falli di bonus. Dal sesto fallo ci sarà il tiro libero, che è un calcio di rigore un pochino più distante. Attenzione, però c'è un'azione di contropiede di Enrico Serva, che avrebbe potuto probabilmente giocare il pallone, invece ha cercato la soluzione personale. Peccato, perché era andato in superiorità numerica, poteva anche essere un'azione molto pericolosa. Riparte il Bra, Caddeo col pallone, Licciardi, che comunque è tutta la partita che finora è rimasto dietro a impostare, lui fa proprio, sembra un ultimo quasi dalle caratteristiche antiche, no? In impostazione, fermo, non sale tantissimo, forse non c'è neanche bisogno per loro in questo momento.
sicuramente è una partita che stanno svolgendo bene, con un buon possesso palla. Tornando al discorso dei ruoli, nel calcio a 5 a differenza del calcio a 11 non ci sono particolari ruoli distintivi. Vabbè, riconosciamo sicuramente il ruolo del portiere e quello del pivot, che è il punto di riferimento offensivo di una squadra. E poi ci sono vari giocatori di movimento, ma a differenza del calcio a 11 non c'è un ruolo specifico. I giocatori si alternano in fase offensiva e in fase difensiva, proprio a dimostrazione del fatto che ogni azione può essere sempre pericolosa. Attenzione, questa è un'azione pericolosa, si ferma, però cerca, e quindi la difesa riesce, la squadra riesce a ricompattarsi. Palla ancora Granata che si sta facendo tutto il primo tempo. Numero di Caddeo che riesce a girare l'avversario, a calciare fuori. Altra azione pericolosa. Sì, solitamente si giocava con l'ultimo difensore, con i due laterali, col pivot, però adesso appunto con questa nuova tipologia di gioco si cerca di giocare col 4-0, tutti in attacco, tutti in difesa, in modo da aumentare la possibilità e i pericoli per quando attacchi la squadra, in modo da non essere molto prevedibile. Infatti è quel tentativo che cerca di fare. Questo è uno schema, Enrico Serva, Ausenda, Bepperà, Ausenda, perde la palla, diventa butta. La conclusione comunque telefonata e presa molto bene. L'ultimo in questo momento ad esempio è Enrico Serva che fa ripartire l'azione. Siamo quindi a metà del primo tempo, ricordiamo palla sbagliata purtroppo da Ausenda, 3-1 per il Bra che ricordiamo sembra in pieno controllo della partita, ma basta un guizzo per riaprirla. Sì, è vero, tornando sempre a quelle differenze che possono comunque mostrare differenze tra il calcio a 11 e il calcio a 5, come abbiamo visto sono anche i cambi, che a differenza del calcio a 11 questi sono volanti e non c'è un limite per farli, quindi i giocatori si possono continuamente alternare. Questo ricorda un po' il basket. Possono entrare e uscire tutte le volte che vogliono. Questo è un fallo evitabile anche perché è un quarto fallo, è un fallo abbastanza importante. Ancora un bonus e poi si andrà ai tiri liberi. Mi sembra che Mister Basta stia facendo rientrare il capitano Luca Bianco, autore dell'unico gol in questo momento del Blue Orange. Cadeo, Fabrizio con la palla, Bignante, Matteo, questo ragazzo è un under 25 che quest'anno è obbligatorio, appunto adesso poi gli spiegherai la regola delle presenze dei giovani all'interno di ogni squadra, che deve nelle proprie distinte presentare dei giocatori di categoria di giovane età. Sempre giro palla da parte del Bra, che sembra, e questo è rischio. Con la pressione così alta rischi il fallo, e questo è un quinto fallo, e da adesso in poi no, è un quinto fallo, quindi da questo momento in poi ogni fallo sarà un tiro libero. Quindi dovremo, insomma, a livello di gioco ti crea dei problemi, perché un giocatore non può neanche entrare liberamente, deve difendere senza, magari cercando di evitare il contrasto, proprio per evitare il fallo, che diventa una chiara netta azione del gol, perché è un rigore un po' più da lontano senza portiere. Sì, è vero che è un rigore da lontano, ma in una porta comunque di 3x2 non è sicuramente facile segnare da 10 metri, perché ricordiamo che il tiro libero avviene comunque da una distanza di 10 metri e di conseguenza non è sicuramente facile segnare comunque da questa distanza. Però è sempre è un'azione da gol comunque importante, e quindi ogni giocatore si deve limitare nelle entrate per evitare proprio di concedere questa possibilità alla squadra avversaria. Calcio d'angolo, vedete, conta l'arbitro i 4 secondi, Granata viene fermato da una buona chiusura di Fabio Ausenda, però la palla ce l'hanno sempre loro. Sì, la palla ce l'hanno loro, ma è proprio il bello del calcio a 5, questo susseguirsi costante di azioni, l'una sia per una squadra che per l'altra, e nonostante magari da casa non si riesca a vedere, il ritmo è veramente sostenuto e i ragazzi vanno veramente veloci. Eh sì, le televisioni non danno questa idea della velocità, con le quali soprattutto c'è la fase di ripartenza,
Infatti ricordiamo che il calcio 5 è uno sport che, a differenza dell'11, ha i brevissimi scatti in avanti e in indietro, proprio laterali, quindi hai delle grosse sollecitazioni anche dal punto di vista sulle gambe e degli scatti veloci, quindi la preparazione è diversa anche per questo motivo, perché non è la corsa e la resistenza, ma è nel breve, nella rapidità che sta il segreto. Riparte ancora il Bra, sempre con Licciardi, che è il playmaker comunque di questa squadra arretrata, e sta molto pulito anche nelle sue giocate, sempre ecco appunto, lo stavo dicendo, c'è l'azione da gol, comunque riesce a contrastare Trama, che è entrato nel frattempo da parte del Blue Orange. Prossima trasferta a Pisa, com'è questa squadra in prospettiva? Sicuramente una squadra, una buona squadra, però a diversità del Bra non sembra voler puntare comunque a vincere il campionato. Sicuramente è una trasferta dove dovremo mettercela tutta per riuscire ad agguantare un risultato, almeno ad arrivare a punti. Secondo una tua previsione, le previsioni comunque del campionato, quali sono, a parte il Bra, le squadre che puntano a salire di categoria? A parte il Bra c'è anche il Grosseto, che so essersi comunque già essere una buona squadra, essersi rinforzata, e per il resto ogni partita per noi sarà sicuramente una finale, una partita da combattere, da giocare al massimo delle nostre possibilità, e dovendo ogni volta dimostrare quanto abbiamo fatto in questi anni, per cercare appunto di darci anche un regalo per tutti gli sforzi fatti in questi anni. Ricordiamo che il campionato è formato da 11 squadre, dal Poggibonsi, dal Grosseto, dal Prato, dal Bra, dai Bassotti di Torino, dal Pistoia, dal Pisa, dalla squadra di Firenze, si chiama Isolotto Firenze Calcio 5, da Castellamonte, dal Blue Orange appunto, e dal Libertas Astense di Asti. Quindi un campionato tra Piemonte e Toscana. Tra Piemonte e Toscana, ora che le nominate, sicuramente un'altra contendente al titolo potrà essere il Prato, che l'anno scorso ricordiamo aver battuto proprio il Bra ai quarti di finale dei playoff. E quindi chiamato un altro time out, e quindi un'altra squadra che può puntare alla vittoria del campionato. Altro time out, sarebbe bello sentire cosa dicono i mister in questo momento e come li organizzano. E ricordiamo che i giocatori non possono uscire dal campo quando c'è il time out, e che devono comunque rimanere concentrati proprio per la ripartenza, anche perché subito dopo il time out tante volte si è visto qualche svarione difensivo proprio per mancanza di concentrazione, che ha dato la possibilità all'altra squadra di rientrare in partita. È quello che speriamo che succeda col Bra. La speranza è che il Blue Orange riesca e possa recuperare e almeno fare un gol ancora prima della fine del primo tempo, in modo da riniziare la ripresa in maniera diversa. Sì, è molto importante la concentrazione, proprio perché gli spazi stretti, i tempi ridotti di reazione e queste superfici comunque veloci portano a dover sempre essere concentrati e reattivi sul campo. Riparte la partita, il fischio dell'arbitro, eccoci qua. Luca Bianco tocca per Fabio Ausenda. Giustacchini, è stato rimesso il quartetto iniziale in pratica in campo, tranne Fabio Ausenda, che è sostituto in questo momento di Giustacchini, perché fa il ruolo un pochino più difensivo, anche se ripetiamo, in questo nuovo calcio 5 non ci sono ruoli fissi. Giustacchini col pallone, Luca Bianco che è un giocatore molto importante per questa squadra. Io l'ho visto crescere in questi anni e posso dire che è veramente in questo momento il leader in campo di questo gruppo. Certamente, non peraltro in questa partita è il capitano, è vero che sostituisce l'infortunato Peo Serva, però questo dimostra come sia il mister che comunque i suoi compagni credano in lui, perché non solo perché è un buon giocatore, ma proprio per come riesce anche fuori dal campo a coinvolgere i suoi compagni.
Infatti ho visto anche che nella fase sia di riscaldamento che di allenamento è lui tante volte che guida la squadra e spiega gli esercizi da fare. Avete visto una classica azione di calcio 5, la scucchiaiata di Granata che ha messo il giocatore davanti alla porta, poi ha messa in mezzo e per fortuna del Blue Orange e nostra non c'era nessuno a chiudere sul secondo palo. Ausenda cerca la conclusione ma viene fermata dal difensore. Bra in possesso di palla, che sembra una delle proprie caratteristiche principali. Bellissima palla in dentro per Bussetti e grandissima parata di Alessandro Basta. Tu che sei un portiere che gioca di grande anche esperienza, secondo me potresti ancora provarci a ritornare a giocare in questa categoria. Grande parata. Un'ottima parata, io probabilmente l'avrei bloccata, no scherzo, sicuramente un'ottima parata, questo dimostra che il ragazzo... questo è un grandissimo giocatore, dimostra tutta tutto quello che viene scritto su di lui. È vero, 50 gol l'anno scorso in campionato, ricordiamo presenza nazionale maggiore under 21 e vittoria del campionato con il Torino. Non è da tutti essere un campione d'Italia, non è da tutti vedere tutti i giorni un campione d'Italia giocare in un palazzetto qua in Ligure. Sicuramente è una bella opportunità, peccato per noi in questo caso, sicuramente ha fatto sembrare semplice, cosa che semplice non è, un tiro al volo di prima, oltretutto se non vado errato di mancino che non penso neanche sia il suo piede preferito. Tiro di sinistro in concentrazione sulla rimessa al volo, tenendo il corpo basso, il pallone partito veramente dritto e probabilmente Alessandro non ha visto neanche partire bene il pallone, comunque già tripletta. Già tripletta, no, un grande giocatore, mi auguro solo che riusciremo a limitarlo in questa seconda parte della partita, mi auguro che la sua vena realizzativa vada comunque scemando nel corso della partita. E farà questa un'azione importante di Simone Torre che viene atterrato da Ruggirello, il vice capitano del Bra, ma gli arbitri non fischiano. È stato molto abile qua il portiere perché si è visto superare dalla palla, è andato in un certo senso a sovrapporre il suo corpo alla palla, è molto abile in questo caso. Poteva starci secondo te? Il rigore intendo. Ma io devo dire che è stato molto bravo il portiere perché è riuscito a coprire lo spazio e poteva starci, magari forse in un'altra categoria. Qui credo che sia stato molto bravo il portiere. Ancora un grande numero di Granata, tunnel a Luca Bianco, conclusione parata di Alessandro Basta. Deve stare attenta in questo momento la squadra di Mister Basta di non mollare perché poi potrebbe diventare veramente una goleada. Sì, la difficoltà di questo sport è proprio questo, la concentrazione, non è permesso mollare un istante. Non a caso in qualche piccola disattenzione difensiva abbiamo preso questi gol. Ecco, questo è una cosa da rimarcare, qualche gol probabilmente era evitabile. Sicuramente qualche gol era evitabile, però... Tranne adesso ad esempio il grande gol che ha fatto Granata al tiro al volo con grande coordinazione, però altre disattenzioni soprattutto sulla marcatura del pallone dell'attaccante centrale, ogni tanto se lo dimentica, lo si perde, bisogna cercare di evitarlo. Bisogna cercare di evitarlo, ma sicuramente non è facile. Certo, però non è facile allo stesso modo riuscire sempre ad avere il controllo dell'avversario, perché poi è anche abilità dell'avversario fare finte e controfinte per riuscire a smarcarsi. Infatti l'importanza di questo gioco non è solo il possesso palla, ma ancora forse più importante è il movimento senza palla, perché comunque bisogna riuscire a mettersi nella migliore posizione per poter ricevere il pallone. Infatti, come possiamo vedere, sono molti i movimenti dei giocatori senza palla. E vediamo che loro riescono in questo momento, meglio della squadra di casa, a farsi sempre vedere, avere sempre una soluzione di passaggio e quindi fare un possesso palla anche prolungato. Infatti nel calcio a 5 poi ci sono... Attenzione però, una palla importante di Melini che va tu per tu, ma Ruggirello è bravo a chiudere lo specchio, però era una bella opportunità questa, una palla, forse il primo errore di Granata da inizio partita, che aveva messo però il nostro giocatore davanti proprio tu per tu con il portiere, peccato, un'opportunità persa.
opportunità perse, è mancata un po' la freddezza sotto porta, è stato molto bravo il portiere. Qui probabilmente la cosa migliore da fare era cercare di allargarsi in modo da saltare il portiere, invece Maurizio ha preferito calciare, però molto bravo il portiere a chiudergli tutta la porta. Anche perché il portiere, ricordiamo, in una porta così piccola, come hai detto tu prima, stando in piedi e temporeggiando e coprendo lo specchio, non è poi così facile l'uno contro uno fare gol. No, infatti, al contrario di quello che possa sembrare, non è mai facile comunque uno contro uno. Finisce il primo tempo, tutti a bere un tè caldo, ci vedremo all'inizio della ripresa. Ricordiamo il parziale: Blu Orange 1, Bra 4.